Andiamo in presa diretta, gentili amici e amiche della Visione d'Ascolto qui da Manzano, siamo all'interno della sede del cluster Arredo Casa, proprio becchiamo al volo mentre se ne sta andando, se riusciamo a farlo proprio al volo, l'assessore regionale Bini insieme agli amici del cluster, per quanto riguarda questa bella iniziativa che si è inaugurata questa sera, European Design Schule, che porta qui diversi creativi per quanto riguarda gli amici dell'Ucraina insieme all'Italia, non solo nel mondo della sedia. Ora vediamo se riusciamo, ripetiamo, a beccare al volo l'assessore Bini. La cerimonia del taglio del nastro si è appena conclusa, abbiamo appena terminato anche il servizio. Vediamo se riusciamo a fare al volo l'assessore Bini, siamo in diretta, assessore. Allora, grande iniziativa, lei ha sottolineato, per creare un nuovo hub non solo della sedia, ma per rilanciare anche i giovani del territorio. Ma devo dire che è un sistema che si sta muovendo in maniera molto importante, questo grazie ai protagonisti del sistema stesso, mi riferisco al presidente Matteo Tonò, ma non solo, agli imprenditori della zona. Stiamo cercando di rilanciare un comparto molto importante per il Friuli Venezia Giulia e mi riferisco al comparto del legno arredo. Insomma, i numeri ci stanno premiando perché siamo ripartiti alla grande per quanto riguarda l'Export anche in questi difficili mesi del 2022. Oggi è stata presentata un ulteriore tassello su un programma, su un progetto importante di rilancio del cosiddetto del vecchio triangolo della sedia. Un progetto che vede coinvolto un paese che ahimè sta purtroppo attraversando un momento buio, la guerra. Ci auguriamo tutti che passi questo momento il più velocemente possibile, grazie alla generosità, e questo io lo voglio sottolineare, degli amici del Friuli Venezia Giulia, imprenditori in primis, avranno la possibilità di aiutare oltre 100 designer ucraini e da qui, da Manzano, come dire, permettere agli stessi di continuare ad essere formati grazie alla European School, quindi una bella cosa. Grazie assessore. Presidente, la lasciamo un attimo, poi sappiamo che torna, così lasciamo che accompagni, come si dice, l'assessore Bini. Adesso vediamo se prendiamo il direttore del cluster. Eccolo qua. Direttore, una battuta al volo, siamo in diretta, in attesa del presidente. Beh, è stata una serata magnifica, anzitutto perché eravamo fuori tutti insieme, poi unire il momento tra Ucraina, il design ucraino e il Made in Italy della nostra regione dà un valore incredibile. E quindi insomma speriamo veramente che si possa costruire tanti nuovi ponti. Devo dire che la location si sposa eccezionalmente a tutto, no? Sì, è un posto che abbiamo restituito al territorio insieme a Bancater. È uno spazio che è stato rinnovato, qui proprio verrà l'Eco Design Center, tutto dedicato alla sostenibilità, ed è un modo per portare di nuovo il tema dell'arredo nel distretto della sedia, nel distretto del mobile, al centro del dialogo. Grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie mille a te di essere qui con noi. Allora, grazie al direttore del cluster Arredo Casa, in attesa che il presidente del cluster Legno Arredo Casa si liberi, noi andiamo anche a fare una visita, già che ci siamo, abbiamo registrato comunque delle immagini, vi proporremo anche un servizio più dettagliato, però ne approfittiamo, visto che siamo in diretta, per entrare almeno in una delle stanze di questa splendida location che è stata ricavata qui a Villa Tavagnaco. Come potete vedere, insomma, le immagini parlano da sole in un certo senso. Entriamo in una delle stanze dove praticamente qui si elabora, si porta a casa dei progetti molto molto importanti. Ecco, usciamo anche una finestra, come si dice, che dà ulteriore. Poi ci sono altri punti dove si può visitare, ma soprattutto qui dicevo, si elabora, qui ci sono i creativi, sopra in questo momento non possiamo andare perché stanno ultimando e come potete vedere, insomma, tutto. Ora usciamo, ripeto, siamo in diretta dalla sede del cluster Legno Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia, per questa bella iniziativa. Diceva un pochino che vediamo un po' che cos'è il design in Ucraina, perché non parlavo di questo design school, ma vediamo di capire cos'è brevemente il design in Ucraina. Allora, non il microphone, we told me over this, and we don't put Tantissima chiaramente la gente presente.
Lo potete notare. Ci aggiriamo verso la gente. Amministrazione comunale di Manzano al completo, salutiamo anche l'assessore Stacco. Abbiamo un po' tutti anche. Ora speriamo. Ecco il Presidente che sta arrivando, così poi andiamo a chiudere. Eccolo qua. Allora Presidente, siamo in rigorosa diretta, abbiamo sentito al volo intanto il direttore, possiamo confermare che veramente oggi si porta avanti un ulteriore tassello di rilancio del territorio? Assolutamente, si porta avanti un tassello di rilancio del territorio nelle collaborazioni che guardano al medio-lungo termine. Questa è stata un'occasione straordinaria, dando un supporto concreto a un gruppo di amici proveniente da Kiev e dall'Ucraina in un momento difficile, ma nella volontà molto precisa di dar vita a un progetto per la comunità ucraina e per il nostro territorio, mettendo in relazione il design, l'architettura, l'interior design che viene sviluppato in Ucraina e in Est Europa con le produzioni del nostro territorio, in un connubio che porta qui proprio a Manzano la sede della European Design School, che da sempre porta avanti la formazione per centinaia di professionisti ed architetti che operano in tutto il mondo. Ecco, da cui un progetto con una valenza sociale ed economica si lega anche in una volontà di rilancio complessivo per tutti. Complimenti e buon lavoro. Grazie mille a tutti, grazie. Allora chiudiamo qui, gentili amici e amiche, la persona all'ascolto, questa veloce diretta con Friuli TV speciale. Ancora vi ripetiamo, siamo all'interno della villa Tavagnacco a Manzano, dove questa sera è stata inaugurata questa importante iniziativa con gli architetti e i creativi, in un certo senso ucraini. Qui per conoscere potrete venire a visitare, insomma. L'ingresso è riservato a tutti, anche ai non addetti ai lavori. Non resta che salutarvi e ringraziarvi ancora per la visione e l'ascolto. Vi diamo appuntamento alla prossima. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.